Stasera siamo qui nel nostro palazzo municipale, nella sala consiliare del comandante, intitolata al comandante Luigi Barba, per un evento importantissimo legato a Capitale della Cultura Agrigento 2025. Stiamo per parlare con professionisti dell'Università di Palermo, operatori, Legambiente, dell'istituzione della Via Siciliana dei Gessi. Sant'Angelo Muxaro si trova, come noto, nella zona gessoso-solfifera della Sicilia. Nel suo territorio ci sono diverse emergenze naturalistiche, soprattutto notissimo è il fenomeno del karsismo con la sua grotta Giavoli, istituita riserva naturale. Quindi un momento importante per l'amministrazione e per la comunità, che può lanciare un nuovo percorso di studio e approfondimento sul fenomeno geologico, ma anche un percorso naturalistico di promozione del territorio. Un percorso importante che porterà a un turismo consapevole, è quello soprattutto della promozione di un territorio che ha tanto da dire, sia a livello archeologico, ma appunto parlando di gessi dal punto di vista naturalistico. Quindi per noi come amministrazione e come comunità un momento importante per il rilancio. Allora, oggi siamo a Sant'Angelo Muxaro per un appuntamento importante alla Via Siciliana dei Gessi, qualcosa che a Sant'Angelo ce lo sentiamo dentro ormai da sempre, perché anche quello che facciamo oggi, anche io, Val di Gamma, in termini turistici, parte da lì, parte da un percorso che è venuto fuori dai gessi, quando si è raccontata la prima Sant'Angelo dal punto di vista geologico e quindi tutto quello che è stato il karsismo dell'entroterra agrigentino. Le nostre escursioni spesso e volentieri passano negli ultimi anni anche da momenti di speleologia aperto anche a turisti che non sono proprio addentro a tante tecniche, grazie anche alla presenza di Legambiente, che asseconda molto delle nostre giornate con gli ospiti. È sicuramente un settore che vorremmo approfondire con la collaborazione del gruppo speleo locale e di Legambiente, perché la fruizione anche sotto a volte diventa più bella che sopra. Il visitatore che si trova a passare in questa parte della Sicilia ha la possibilità di fare passeggiate sui gessi e nei gessi. Ci troviamo infatti in un'area in cui si concentrano la maggior parte dei depositi evaporitici siciliani. Nel caso di Sant'Angelo la roccia più comune è la roccia gessosa. La roccia gessosa si presenta molto karstificata e questo ha fatto sì che qui nel territorio di Sant'Angelo si siano formate numerose cavità naturali. Ma passeggiare sui gessi permette anche di vedere quelle sculture naturali che sono i carren, che si sono formate dall'azione dell'acqua che scivola sulle rocce gessose. Si tratta praticamente di contesti ancora integri dal punto di vista paesaggistico, dove l'archeologia si mescola alle valenze naturalistiche che sono presenti sia nella flora che nella fauna e naturalmente nella geologia. Chi vuole fare un'esperienza speleologica qui a Sant'Angelo Muxaro trova praticamente tutte le fasce della speleologia, dal neofita ai più esperti. Esistono infatti anche cavità che si sviluppano in verticale e che consentono praticamente di fare delle esperienze veramente importanti. Esiste anche la possibilità di fare la speleologia subacquea al vallone del Ponte